Dopo la partenza del vaporetto rosa che quest'anno toccherà anche le zone più difficoltose della laguna per sensibilizzare alla prevenzione del tumore al seno, sono moltissime le iniziative nell'ambito dell'Ottobre Rosa. Prima fra tutte la sfilata di giovedì 6 ottobre alle ore 20 al Teatro Tognolo di Mestre, che vedrà protagoniste 43 donne dai 28 ai 73 anni delle associazioni Rosa del Veneto, che porteranno in passerella la loro forza nell'affrontare la malattia, ma anche per ribadire che la femminilità, nonostante le terapie, la mastectomia, la paura, rimane più forte che mai. Perché dopo la malattia bisogna rialzarsi e farlo insieme lo rende meno difficile. Il passo successivo per noi donne oncologiche, donne che hanno superato la malattia, è quello di fare un'attività che ci faccia star bene, che ci unisca come donne. E abbiamo la possibilità di sostenerci e confrontarci. Nel mio caso faccio parte delle Pink Fire della LILT, si allenano presso il Canoa Club Maestre di San Giuliano e grazie alla LILT siamo seguite in questo progetto di riabilitazione, Che comprende iniziative come la sfilata di domani, che sarà un evento dal forte significato e dalle tante emozioni. Ma le iniziative in terraferma saranno molteplici, con incontri ovunque, municipalità comprese. Come municipalità di Zelarino Chirignago, fra tutte le iniziative abbiamo anche un'iniziativa molto importante che faremo il 24 pomeriggio, lunedì 24 pomeriggio, in collaborazione con l'ASL. Saranno presenti 10 dottoresse che lavorano presso l'ASL 3 Serenissima. Andremo a toccare tutti gli ambiti, il tema è il filo rosa che lega la realtà delle donne ai servizi a loro dedicati, quindi i medici saranno tra i più vari: ginecologia, breast unit, urologia, dipartimento di prevenzione.